Buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le informazioni di Prealpina. Apriamo con una notizia arrivata poco fa: fuga e schianto lungo l'autostrada dei Laghi. 2 uomini sono stati arrestati allo svincolo di Gallarate in direzione Varese al termine di un inseguimento iniziato in provincia di Como. La vettura, tallonata dai carabinieri, è andata a sbattere contro la cuspide. I 2 uomini a bordo sono stati arrestati. Lo svincolo è stato chiuso dalla polizia stradale con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Sono in corso adesso accertamenti per chiarire i motivi della fuga dei 2 e troverete tutti gli aggiornamenti sul nostro sito. 5 colpi di proiettile contro le vetrine di un bar. È successo la notte scorsa a Magnago. Stefano Vietta è andato sul posto per noi a vedere la situazione. I fori di 5 colpi di arma da fuoco in altrettante vetrine. Si tratta dell'inquietante scenario scoperto questa mattina al Punto Caffè, il bar magnaghese di Via delle Alberine. Qualcuno, probabilmente a notte fonda, quando ovviamente l'esercizio commerciale era chiuso, ha sparato contro le vetrate del locale, una struttura prefabbricata. I proiettili si sono poi incastrati in vari punti all'interno del bar. Uno ha lasciato un grosso buco in una delle pareti. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma è difficile capire chi possa aver fatto quello che appare come un grave atto intimidatorio. Il Punto Caffè è il bar annesso distributore di carburanti di un noto marchio. C'è normale via vai di automobili e camion, ma si tratta per lo più di semplici lavoratori, gente che non avrebbe nessun motivo per fare un gesto del genere. Il professor Avatar sale in cattedra all'Università degli Studi dell'Insubria, il gemello digitale del docente Davide Tosi, titolare dell'insegnamento di Big Data. Vediamo il servizio. All'Università degli Studi dell'Insubria abbiamo realizzato il primo digital twin di un nostro docente di Ateneo. Un gemello completamente digitale che risponde alle domande degli studenti in relazione ai corsi, agli insegnamenti, alle lezioni che gli studenti seguono in aula. E abbiamo sviluppato questo avatar che è 100% virtuale, dalle movenze alla shape 3D, alla voce sintetizzata e ai contenuti generati con intelligenza artificiale. Questo avatar può essere usato dai nostri studenti per rispondere in qualsiasi momento alle domande, ai dubbi che gli studenti hanno in relazione alle materie e alle lezioni che stanno seguendo per questi insegnamenti. A Busto Arsizio, lavori quasi finiti, cambia volto l'ex carcere asburgico. Vediamo il servizio di Luigi Crespi. Dopo il blocco ascensore, ora cominciano a essere ben visibili anche le mura restaurate dell'edificio e vista la velocità con cui sta avanzando il cantiere, è probabile che l'inaugurazione delle ex carceri asburgiche possa avvenire nel corso del 2025, cioè con un anno di anticipo rispetto alla scadenza fissata per le opere previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La riqualificazione dell'ex carcere procede a passi da gigante. Giorno dopo giorno l'immobile di via Borroni si avvicina sempre più a quello che sarà il suo nuovo, definitivo aspetto. L'intervento di riqualificazione e risanamento conservativo della galera asburgica ha un costo di 1.332.000 euro, di cui 950.000 finanziati proprio dal PNRR. Bandiere del Varese Pride nel centro cittadino sono nuove e aggiornate rispetto alle tradizionali arcobaleno. L'evento clou della manifestazione è previsto per il pomeriggio di sabato 19 luglio col corteo e il raduno poi ai giardini estensi. Anche il consolato del Canada ha dato il patrocinio, ma spunta una polemica. Varese, piazza Montegrappa, quello che vedete lì e in altri punti della piazza è lo stendardo, la bandiera del Varese Pride, che quest'anno avrà il giorno clou, il 19 luglio, con il corteo nelle vie cittadine e poi il raduno ai giardini estesi. Scatta dunque il conto alla rovescia. La bandiera che annuncia il Varese Pride è tra l'altro la nuova versione di quella arcobaleno. Quest'anno la manifestazione a Varese gode del patrocinio del Consolato del Canada e di diversi comuni del Varesotto, e qui è scoppiata una polemica ad Angera dove la minoranza ha contestato che la giunta abbia preso questa decisione senza consultare i consiglieri comunali. Tornando al Varese Pride, come detto, la giornata principale è quella del 19 luglio con il corteo e poi il ritrovo con musica ai giardini estensi.
Polemiche sempre a Varese per le condizioni in cui versano alcuni angoli della città, dove la vegetazione ha letteralmente fagocitato cartelli e in alcuni casi anche sculture. Ci spiega tutto Barbara Zanetti, le immagini sono di Stefano Benvenuti, agenzia Blitz. La mano rossa di Giuliano Tomaino, installata nel 2015 alla rotonda di Viale Europa per salutare chi entra in città, oggi è un'opera invisibile, inghiottita da erbacce e fiori secchi. Doveva essere un gesto artistico di accoglienza, un 5 stilizzato rivolto a turisti e cittadini, ma a distanza di anni quella che fu una scultura colorata e simbolica è finita sommersa dal degrado, da simbolo di benvenuto a Varese a fantasma tra le sterpaglie. E purtroppo non è l'unico caso. Erba alta viene segnalata a bordo strade in via Crispi, in viale Belforte e in molti altri punti della città. Le rotonde inghiottite dal verde non curato rappresentano un segnale di incuria ma anche di pericolo per gli automobilisti e per i pedoni che devono attraversare. In fuga da paesi in guerra con arrivo a Malpensa, anche lo scalo della Brughiera sta vivendo a suo modo le emergenze in corso. Ci spiega tutto Paola Grimaldi. Tornare a casa. In questi giorni, con l'intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran, per i connazionali che si trovano nei territori di guerra è sempre più stringente, ma non è immediato e tantomeno facile visto che gli spazi aerei dei due paesi sono stati chiusi e che dagli aeroporti di Tel Aviv e di Teheran non si decolla e non si parte. Per rientrare però ci sono altre vie che la Farnesina e le ambasciate italiane nei paesi coinvolti stanno organizzando per facilitare il rientro dei cittadini italiani che ne fanno richiesta. Dall'Iran si possono raggiungere con le auto e i pullman i valichi di confine con la Turchia a nord-ovest, con l'Armenia e con l'Azerbaigian a nord e con il Turkmenistan a nord-est. Da questi paesi i collegamenti con l'Italia e con Malpensa sono molti, in alcuni casi anche giornalieri. Invece per tornare da Israele ci si deve recare con mezzi di terra in Egitto, dove gli aeroporti che hanno come destinazione lo scalo della Brughiera sono molteplici. In questi giorni, per esempio, Neo sta imbarcando sui suoi aerei in partenza da Sharm el Sheikh diversi connazionali in fuga da Israele. A questo tema sarà dedicato ampio spazio sulla Prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Intanto sentiamo qualche anticipazione da Giulia Milani. Grazie Marco. Sulla Prealpina di domani ampio approfondimento sulle chiusure autostradali estive nel Varesotto, a partire da quella dello svincolo di Castellanza sulla 8 per la posa delle barriere antirumore. Per la politica a Varese si inizia a parlare delle amministrative che si svolgeranno nel 2027. Dopo il commento del consigliere comunale Matteo Bianchi sulla sua possibile candidatura, ora a parlare Marco Bordonaro, segretario cittadino della Lega Varese. Da Saronno invece la proposta di tenere aperti i negozi il giovedì sera sembra essere sfumata e le saracinesche per ora resteranno abbassate. La giunta del nuovo sindaco Ilaria Pagani sarà chiamata a esprimersi sulla questione quando si sarà insediata. E come ogni martedì le consuete 5 pagine di Oltreconfine, dedicate ai frontalieri. Domani focus sul potenziamento delle linee ferroviarie in Canton Ticino e sui rimborsi a un anno dall'alluvione in Valle Magna e Leventina. Grazie Giulia, con questo anche per oggi è tutto. L'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna come sempre domani. Buona serata.